efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Allora, eccoci qua con Sulla Notizia. Apriamo anche la comunicazione via WhatsApp. Adesso lanciamo il programmino per il 346 6427 756. Per gli SMS potete mandarli allo stesso numero 346 6427 756. E adesso vediamo se sono già arrivati i messaggi, ne diamo conto, e per chiamare in diretta naturalmente il numero è lo 02 66 20 35 29, ripeto, per la diretta 66 20 35 29. Non mancano gli argomenti di discussione. Ieri il caso Rixi, il rilancio della questione delle riforme economiche, del taglio delle tasse, tante questioni di cui parlare. E intanto ricordo, scrive un ascoltatore, qualcuno che diceva del CSM cupola partitocratico mafiosa, aveva visto giusto. Era Marco Pannella, ricorda un ascoltatore. Poi siamo al Bossi che canta da Vespa in napoletano: se serve per avere un inizio alla nostra autonomia, passi Siri, Rixi e Bolognetti, scrive un altro ascoltatore. Poi abbiamo diversi messaggi via WhatsApp e ne diamo conto subito dopo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Pippo da Como. Prego. Niente, io voglio fare una considerazione. Sì. Adesso su veramente chi ha vinto alle europee, perché stando alle votazioni esclusivamente europee il PD ha perso circa il 18%, che c'aveva il 40%, adesso ne ha il 18%. Che hanno vinto le elezioni europee sono pochi partiti, sono forse 1 o 2. Il 5 Stelle mi sembra che abbia perso qualcosa, ma non è il problema oggi come oggi che visto che in Italia raffrontano sempre il voto nazionale, abbiamo un serpente nell'Europa che è il Partito Democratico. Visto considerato che non vuole andare al potere alle poltrone, come dice lui, no? In Europa questo qui, pur di rovinarci, di sputanarci, voterà contro l'Italia. È un partito che dell'Italia non gliene frega niente, proprio l'ha sempre dimostrato che degli italiani non gliene frega niente. Poi della classe cosiddetta sociale lavoratrice proprio non gliene può fregare più di niente, perché poi hanno assaggiato l'aragosta e il scaviale, figuriamoci se tornano a pane e latte. Dunque abbiamo un grosso problema di appoggio di partiti nazionali in Europa. Io voglio sapere un tuo parere. Grazie, buona padania. Dunque sì, no, condivido il tuo punto di vista, poi ne riprendiamo a parlare. Intanto stavo leggendo un messaggio che non trovo più, di critica sulla questione di ospitare Maurizio Bolognetti, la questione di Radio Radicale. Non so dove sia finito, aspettate soltanto un attimo perché adesso provo a recuperarlo, perché era stimolante, era interessante sulla questione della libertà di stampa, di espressione, sull'articolo 21, su ciò di cui stiamo discutendo proprio in questi giorni. Vediamo di recuperarlo in ogni caso. Comunque, scrive un'altra ascoltatrice, Lella, ricordate il film del 1984 con Alberto Sordi, tutti dentro, si faceva un giudice coi capelli lunghi alla De Michelis. Alla fine anche il magistrato Annibale Salvemini finirà nella rete della giustizia. È la fotografia dell'Italia, Lella scrive così. Da voxnews.info un altro ascoltatore, ufficiale ONG, usano i bambini per ricattare l'Italia, Alan Forn va chiuso. E poi ancora sempre dal
WhatsApp di oggi: lavoro tutto il giorno. Eccolo qua, il messaggio di Giusy, un messaggio lungo ma mi va di leggerlo. Allora, lavoro tutto il giorno e di solito ascolto le trasmissioni del mattino la sera. Anche ora sto entrando al lavoro, ma che tristezza, signor dottor Cainarca. D'accordo da giornalista a difendere la libertà di espressione di colleghi, radio e testate varie, anche se forse in modo troppo stucchevole e smelenso da parte sua, ma allora abbia lo stesso rispetto per la libertà di espressione degli ascoltatori, che però lei dice sono il suo problema. La trasmissione di ieri, naturalmente ero ironico, Giusy, molto ironico, non sono un problema, perché da quando sto qui, cioè da quando praticamente era stata aperta questa radio, gli ascoltatori non sono il problema, sono l'unico motivo per cui faccio sto lavoro, che consiste nel tentare di dare un servizio a chi ascolta e nel dialogare con loro. Sono veramente anni, all'inizio poi in maniera spasmodica, di telefonate, anche di critiche, di insulti, a volte di contributi, di cose belle, insomma, di dialogo vero. Ecco, anche questa sua lettera, anche questa sua mail è un dialogo vero. Allora, abbia lo stesso rispetto per la libertà di espressione degli ascoltatori, che lei dice sono il suo problema. L'ho detto ieri in maniera molto ironica, sia ben chiaro, non sono un problema gli ascoltatori, sono la vita di questa radio, lo sono sempre stata, e non è retorica. Se non sono d'accordo con le sue idee e le sue impostazioni, vengono trattati da lei con una sorta di spocchioso disprezzo. No, mi spiace, questo lo devo correggere, perché allora l'ironia sì, ma a volte il sarcasmo, ma il disprezzo e la spocchia veramente, mi scuso se vengono percepiti come tali, ma non sono assolutamente nelle mie intenzioni. La mia intenzione è comunicare con spocchia e con disprezzo, perché spocchia e disprezzo sono il contrario della comunicazione, secondo me, nella mia personale visione delle cose, e oltretutto non sono mai state il mio atteggiamento nei confronti di nessuno, da sempre, ripeto, da quando sono a fare questo mestiere pubblico. Poi se il mestiere pubblico hai a che fare col pubblico, non puoi permetterti spocchia e disprezzo. Sincerità, schiettezza, sì, ironia, a volte sarcasmo, però spocchia e disprezzo no, quasi dall'alto di una sua presunta superiorità intellettuale e culturale. Ecco, questa è un'altra cosa alla quale tengo molto. Io non credo di avere alcun tipo di senso di superiorità, perché non sono superiore in niente a nessuno, sul serio, ma lo dico sul serio, perché anche la telefonata, diciamo, l'ultima delle quella più in contrasto con le mie opinioni, mettiamola così, mi insegna qualcosa. Anzi, sono specialmente le telefonate o le mail critiche come questa di Giusy che mi stimolano, che mi insegnano e che mi inducono a riflettere anche sul mestiere che faccio e su me stesso. Una persona davvero rispettosa e di tutti, e interiormente armoniosa e in pace, sa quanto sia necessaria una dignitosa e genuina umiltà. Il capitano sta conquistando ogni persona per questo. Lui è umile, non fa l'umile, come fate lei e il suo amico Bolognetti. Ma la dignitosa umiltà è appunto una sofferta conquista e non tutti ci arrivano. Inoltre lei invita chi contesta le sue trasmissioni a rivolgersi altrove e non a Radio Padania. Ma lo sa, vero, che senza ascoltatori fedeli e fiduciosi e affezionati la radio chiude? Il vostro editore è d'accordo con questi suoi inviti? Guardi, ieri mi sono rivolto così in un singolo caso per una singola persona, la quale mi sembra che non stesse portando assolutamente nessun tipo di contributo, come invece sta facendo lei con questa mail. Allora a un certo punto, sempre con una certa ironia, dico, lei può anche cambiare, nessuno la obbliga ad ascoltare, se evidentemente c'hai soltanto ostilità. Poi è ovvio, è naturale che questa radio sta in piedi perché ci sono gli ascoltatori, anzi adesso poi lanceremo la campagna abbonamenti proprio per questo, perché senza ascoltatori fedeli, fiduciosi e affezionati, sono d'accordissimo, Giusy, la radio chiude. E io non lo faccio perché me li devo tenere buoni, questo discorso, lo faccio perché ci credo. A volte sembra che Radio Padania le stia un po' stretta. Guardi, mi sta talmente larga che sono qui felicemente da quando è nata e lo considero un dono che mi è stato riservato dalla sorte, perché questo qui è stato un luogo di estrema libertà, di grande libertà, anzi ci toglierei gli aggettivi, di libertà. Questa radio è stato un luogo ed è un luogo di libertà. Per me è impagabile poter lavorare senza avere sul collo il bastone del comando di qualcun altro. È stato veramente così da sempre, devo dire, nella precedente gestione della Lega, in questa, in qualsiasi momento politico. Per cui le posso assicurare che Radio Padania non mi sta stretta assolutamente, anzi mi starebbero stretti, che ne so, Radio Rai, Radio 24, il Corriere della Sera, qualsiasi altra cosa, oppure l'Eco di Bergamo, gli posso dire qualsiasi altra testata presumibilmente, perché qui io ho avuto una grandissima fortuna che è stata quella
di lavorare in un luogo veramente libero. Allora, a volte sembra che Radio Padania le stia stretta, è abbastanza evidente che i suoi modelli sono gli equilibrati e armoniosi amici radicali. No, devo dire di no, questo nella maniera più assoluta. Io stimo una persona, conosco una persona e do spazio a una persona perché apprezzo proprio la sua sincerità, i suoi propositi e il merito della sua battaglia, naturalmente, che ci richiama a un dialogo, a un confronto. È quello che mi ha dato più, diciamo, da pensare è stato l'atteggiamento di chiusura. Potete pure morite, che muoia una voce, chi se ne frega. E inevitabilmente l'ho anche ribaltata su di noi. Ragionare così su di noi l'hanno fatto in tanti ed è una cosa sbagliatissima secondo me, ma io lo ripeto, varrebbe anche per la Voce Repubblicana, varrebbe per qualsiasi altra testata. Poniamoci questo problema e magari discutiamone, non dicendo quello deve morire, no? Io comunque le posso assicurare, Giusy, in tutta franchezza, che i miei modelli non sono gli equilibrati e armoniosi amici radicali. I miei modelli sono le persone che ho imparato ad apprezzare, a stimare per il loro lavoro, per la loro dirittura anche interiore, perché non sono persone che si muovono per interesse. Ognuno ha i suoi valori. A me non piace esibirli. Magari mi rifugio a volte dietro l'ironia o a volte dietro il sarcasmo. Chiedo davvero scusa a coloro che in questo ravvedono invece una presunta aria di superiorità intellettuale e culturale che per forma mentis mia, per fortuna anche della mia educazione ricevuta dai miei genitori, non ho, e dei fatti della vita, quindi non c'è nessuna forma di superiorità intellettuale e culturale, di spocchioso disprezzo. Questo glielo dico proprio in totale sincerità, Giusy, ringraziandola per la sua bellissima mail, perché questa mail mi dà modo di riflettere su me stesso, che è fondamentale farlo ogni tanto, anzi bisognerebbe farlo tutti i giorni. Io le dico la verità, tutte le mattine quando vengo in questo studio riprovo un po' i sentimenti, le emozioni, ma anche i ragionamenti della prima volta che sono entrato qui timoroso, spaurito, con una voce che sembrava dall'oltretomba e con addosso il peso di dire ma sarò all'altezza di questa roba qua? Ecco, io un po' tutte le mattine me lo sento, non è una cosa che mi impongo, è una cosa che mi viene naturale, pensare di dire ma ce la faccio, sono all'altezza, sarò utile a chi sta dall'altra parte. E mi creda, Giusy, questa qui è la mia preoccupazione numero uno. Sto parlando proprio a cuore aperto perché la sua lettera mi stimola a farlo ed è bellissima la sua mail, la mail che mi ha mandato, mettendo in evidenza alcuni punti che mi danno modo di chiarire tante cose, che è giusto fare perché quando si è in un rapporto di comunicazione, come è quello tra me e voi inevitabilmente, anche se magari non ci conosciamo, bisogna anche essere schietti ogni tanto, no? E poi bisogna comunque fare ogni tanto il reset, bisogna porsi le questioni che lei mi sta ponendo, Giusy, in maniera così radicale, posso dire, e giusta. C'è una piccola pausa, però la mail continua e io ringrazio Giusy, se mi ascolta adesso, se mi ascolta stasera, per questo bellissimo messaggio che ha mandato via WhatsApp, lasciando anche la sua mail, alla quale risponderò tra poco. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania
Si può fare. Allora, proseguiamo con questo messaggio mandato da Giusy. A volte sembra che Radio Padania le stia stretta e che i suoi modelli siano gli equilibrati, armoniosi amici radicali. Perché non ne approfitta? Mi pare che lo spazio della rassegna stampa su Radio Radicale ora sia libero. Credo che non manchino bravi giovani giornalisti che potrebbero sostituirla, cioè sostituire me, a Radio Padania Libera, con una sincera coerenza rispetto all'orientamento della radio e ai valori sostenuti e difesi dal capitano. Anche riguardo alla legittima difesa pare che non la appassioni, parole sue, scrive Giusy a me. E allora, dei valori leghisti cosa condivide? Riguardo droga, aborto, gender, matrimonio gay, legittima difesa, castrazione chimica, ci dice chiaramente qual è la sua posizione, perché un uomo è fatto anche di scelte e di coerenza. A Bolognetti ho scritto, ma ovviamente non risponde. Gli girerò io, signora, la mail, Giusy, di nuovo. Gli ho detto che sosterrò la sua battaglia per la vita di Radio Radicale quando lui sosterrà con uguale digiuno e passione la battaglia per la vita dell'embrione, l'essere più fragile e indifeso al mondo. Evidentemente non avete figli, scrive Giusy, altrimenti avreste visto in ecografia che anche a 3-4 settimane c'è un cuore che batte. Può anche censurare il mio messaggio, signor dottor Cainarca, lungo e fastidioso per voi. Può anche ricoprirmi di sarcasmo, e non lo faccio assolutamente perché rispetto veramente il suo punto di vista. Oppure rispettosamente leggerlo, tacere e meditare e poi rispondermi. Io le rispondo comunque, la sua mail l'ho annotata, le do la mail, buona giornata Giusy. Le auguro buona giornata anche a lei. Quanto ai temi sui quali lei mi stimola, droga, aborto, gender, matrimonio gay, legittima difesa e castrazione chimica. Le dico una cosa, sulla legittima difesa ho detto che non mi appassiona perché non mi appassiona l'uso delle armi. Non so cosa farei se avessi un'arma e mi entra uno in casa, probabilmente sparerei e poi magari mi verrebbero dubbi dopo, non lo so, non so mettermi in quella situazione lì. Non mi appassiona per un motivo, per questo motivo qui, non perché non condivida la legittima difesa. Fior di magistrati l'hanno argomentata anche insospettabili e quindi il concetto di legittima difesa è ovvio che lo condivida e che condivido anche la riforma. Su droga, aborto, gender, matrimonio gay e castrazione chimica è inutile che io mi soffermi perché sulla droga sono contrario. Una volta, non le nascondo, che mi seduceva l'idea di una liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Ora sono completamente contrario perché credo che siano un incentivo al consumo, vista la mentalità corrente. Quindi sono iperproibizionista e su questo credo che il mio amico Maurizio non la pensi assolutamente come me. Sull'aborto è una questione talmente, riservata, secondo me, posso avere un'idea personale, ma temo di averla sbagliata in questo caso, perché è una questione che riguarda chi il feto lo porta in grembo, secondo me, in primo luogo, cioè la donna. Non so anche in questo caso dire come mi comporterei se fossi donna, così come cosa farei se avessi una pistola e uno mi entra in casa. Sul matrimonio gay le devo dire che se non dà fastidio a nessuno, a me non dà fastidio, non ho nessuna pregiudiziale, diciamo così, basta che sia normato come lo è il matrimonio normale. In linea di principio, anche lì non riesco a mettermi in una situazione, se non ci sono dentro, più di tanto, la deluderà questa posizione. Sulla questione del gender io credo che ci siano maschio e femmina fondamentalmente e che la propaganda è sempre sbagliata, qualsiasi tipo di propaganda che vada in una direzione o nell'altra, la propaganda cieca è sbagliata. Castrazione chimica non ne parliamo nemmeno, mi sembra una roba di buonsenso, c'è in altri paesi, però devo dire in generale che questa specie di richiesta che lei mi fa di esame di maturità rispetto ai valori sostenuti e che poi ce ne sono molti altri di valori che sono parte del patrimonio della Lega. Questa cosa qui a me un pochino mi sembra superflua, le devo dire la verità, perché le persone si conoscono anche seguendole negli anni, eccetera. Quindi non so da quanto tempo lei ascolta la radio, ma dovrebbe essersi fatta un'idea di come sono fatto, no? Perché, ripeto, io non sono molto diverso qui rispetto a quello che faccio fuori da qui, mi comporto sempre alla stessa maniera. Il messaggio non l'ho censurato, le scriverò anche in privato. Intanto riapriamo le linee, ma ci sono tanti altri messaggi, anzi prima di riaprire le linee facciamo una cosa, una carrellata velocissima, leggiamo i messaggi arrivati via WhatsApp e poi apriamo le linee, sono già le 10.06, io non ho nessuna voglia di comprimere niente, sia ben chiaro, anzi se vi dispiace io faccio fuori anche i tentativi che io no, li farò ancora, però di avere ospiti, direttori di giornali, anche testate locali, quello del Secolo XIX, Michele Brambilla e gli altri che abbiamo ospitato in queste settimane,
era per fare, diciamo così, ancora più squadra con le altre testate, e intanto far sapere a tutti quelli che dicono morite, 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 che invece siamo in vita, tra l'altro, no? Dialogando anche con i direttori di altre testate, di giornali, radio e via dicendo. Quindi se vi dà fastidio io lo abolisco, però non mi piace neanche metterla alla Di Maio, cioè ricorro a Rousseau per capire se devo stare qui o se sono buono o se sono cattivo. Però se vi dà fastidio molto io potrei anche eliminare le ospitate degli altri direttori o delle altre giornalisti. Detto questo, velocissimi. Ciao Giulio, hai citato un paese del sud come record di voto nazionale per la Lega alle europee, 60,14%. Devo smentire, nel mio paese Palestro, in provincia di Pavia, la Lega ha preso il 61,6%, quindi la stampa di Torino oggi ha scritto una cosa sbagliata, perché non è il paese dell'Avellinese, ma è questo paese di Pavia, 61,63%, che ha fatto meglio. Avete fatto sentire le parole del vostro deputato ramo agricoltura, ma parlava di migranti. Avrei voluto ci ragguagliasse sulla cessione della nuova Castelli alla francese Lactalis. La Castelli aveva quote di produzione e vendita del nostro prodotto di eccellenza, grana e parmigiano, per la distribuzione nel mondo. Altro messaggio, Olimpia da Varese, niente scorta a Saviano, epurazioni in Rai e morti in mare. Eccovelo il governo Salvini. Vi chiedo di farmi sapere chi diavolo ha scritto questa pagina su Saviano, sbarchi Salvini, una pagina è. Mandatelo a fanculo, terrone di merda, quello che ieri diceva terrone di merda a Bolognetti, oggi scrive mandatelo a fanculo. Mentre sono contrario ai 14 milioni a Radio Radicale, Angelo, c'è già Rai Parlamento, 0 contributi statali, devono fare come noi che contribuiamo alla radio. Perché dovremmo pagare Rai GR Parlamento e Radio Radicale per avere 2 dirette dal Parlamento? È un altro messaggio. Cainarca la smetta di fare il salvatore buonista con i radicali opportunisti finanziati da Soros, che hanno sempre sputato sulla Lega. L'amico Maurizio non ha mai sputato sulla Lega e oltretutto ci richiama a un principio il suo gesto, cioè quello appunto dell'utilizzo anche dei fondi pubblici. Apriamola sta discussione, a me non mi dispiacerebbe affatto riaprire questa discussione, purché si discuta, non che si dica no, non ne parliamo nemmeno, ciao, vai a quel paese. Abbonda anche la massoneria nel CSM, scrive Roberto. Buongiorno, per favore dite il titolo dei brani che usate come stacchetti. Poi una domanda, che titolo ha il bellissimo brano per pianoforte e violini che ogni tanto mandate come stacchetto e ricorda vagamente il tema Incredibile Hulk, Berengario? Non lo so, chiedo aiuto a Carnelli. Basta con questa radio radicale, perché dobbiamo pagarla noi, Matteo da Varese? Buongiorno dottor Cainarca, le do a lei e a tutto il suo staff il mio apprezzamento per il lavoro svolto. Non si può accontentare tutti. Distinti saluti, Corrado, leghista da Treviso. Il nostro amico Alessandro Manzoni, il romanziere, ci manda una notizia del giornale: il Consiglio Comunale vieta il taser per i vigili e la Lega va all'attacco. A Milano sono completamente scemi, scrive il nostro Alessandro Manzoni. Antonella da Monza, sito Notizie Rai, 2 bambini morti pochi minuti dopo il vaccino per morbillo a Samoa, Nuova Zelanda. Sono tragedie queste, non la falsa epidemia a Milano. Non leggiamo solo le notizie dei giornali di regime, sveglia, scrive la nostra amica. E poi chiedo sommessamente, ma oltre 3 anni di condanna a Rixi per 160.000 euro, no, mi sembra la cifra fosse inferiore, ma comunque mi sembra tantino. Se la cifra fosse stata di 500.000, prendeva 10 anni come un tentato omicidio, scrive la nostra ascoltatrice. Poi Giulio, ma questo soggetto di cui stai leggendo, da dove viene, cosa ha capito? È forse un marziano? Non so a chi si riferisse, forse alla mail della signora Giusi, che però io prendo molto sul serio e lo dico di tutta sincerità. Nell'onda libera di ieri Vivaldi era più che sarcasmo, era una risposta decisamente artistica, scrive un altro ascoltatore. La difesa di Radio Radicale va fatta perché vanno difese, scrive Dario, la libertà di parola, quindi è indirettamente una difesa di RPL, giusto? Dario ha detto una cosa giusta, questa è anche la mia filosofia. Sto difendendo anche noi, in realtà, secondo me, e che Dario lo abbia sottolineato mi fa molto piacere. Cainarca, sono un pensionato di 500 euro mensili, ma appena posso faccio l'abbonamento alla vostra radio. Ubaldo, sono 8 euro al mese, poi spieghiamo bene i dettagli con una campagna dalla settimana prossima. 8 euro al mese. Ancora Iuri, la cosa che apprezzo di lei, Giulio, è che da anni ci informa in modo neutro su tutte le notizie da tutte le testate con imparzialità, perché tante volte avrebbe potuto censurare notizie scomode alla Lega o ai suoi politici. E io ho sempre pensato invece, pur non essendo un omogeneo, cioè un pasdaran di partito, che anche le notizie scomode vanno affrontate, perché intanto le notizie circolano, poi te le sparano addosso gli altri come accusa, per cui, e devo dire che la Lega questo l'ha sempre fatto, devo dire la verità, è una cosa che apprezzo molto, le notizie scomode le commenti, le controbatti. Da ultimo siamo venuti qui anche in radio con Giulio Centemero, Alberto Di Ruba, gli amministratori attaccati dall'Espresso, che hanno spiegato la loro. Le controbatti, non le lasci camminare per conto loro, no?
e non le censuri. Invece penso che il suo metodo permetta a tutti di farsi una propria idea al di là dell'origine di questa radio in questo modo, scrive Yuri. E io sono felice di questo. Sono d'accordo, Yuri. 45 secondi di audiomessaggio, ma intanto però prima abbiamo 2 telefonate, le passiamo perché sennò le attese diventano lunghe, allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Oh, ciao, sono Francesca. Ciao Francesca. Allora, io ti comunico che io ho una grande ignoranza orizzontale. Cioè? E quindi quando sento parlare qualcuno che sa cose più di me ed è più intelligente, sa di che cosa parla, eccetera, eccetera, io mi diverto, mi piace perché imparo cose, perché delle così casalinghe di Voghera come me non mi interessa tanto chiacchierare, hai capito? Francesca, avercene però di casalinghe di Voghera come te. Ho capito, vabbè, comunque sia, sì, diciamo che è inutile che allora, ognuno può piacere a qualcuno, no? Certo. E allora non tutti piacciono a tutti. Allora adesso ti dico 2 o 3 robette che il clero lì, il papa, quel cavolo che sono, allora apprezzano le madonne che fanno l'inchino ai boss e non apprezzano i leader che si inchinano alla Madonna. Questa io non l'ho capita, però visto che sono tanto intelligenti in giro per il mondo, qualcuno me lo saprà spiegare. Il lavoro, sto parlando dei sindacati, che potrei dire io sì, per parlare 5 ore, perché io ho incominciato a lavorare nel 1958, per cui ti so dire che cosa sono i sindacati per davvero, non come quelli che in fabbrica non ci sono mai stati. Allora, adesso dicono che con tutti questi robot ci sarà una carenza di lavoro che non finisce più. E com'è che sti cavoli qui continuano a dire che bisogna far venire qui gente per fare i lavori che faranno i robot? E dopo cosa fa? Altra domandina. Ti prego di essere ancora sintetica e concludere, Francesca, perché abbiamo altre 2 telefonate in attesa. Sì, tesoro, ascoltami, sono 3 ore che sto qui, adesso non... Allora, tu non è che tu non ami Radio Padania. Sono certi padani che non vogliono te, perché tutto sommato non sei tesserato e non capiscono la differenza che c'è fra uno che fa il giornalista, cioè non è una voce di qualcuno, e uno che invece non è un professionista giornalista, è uno che fa politica e viene a fare magari qualche, non lo so, lavorano gratuitamente, qualche prestazione. Sì, no, certo, ho capito benissimo cosa vuoi dire, Francesca. Ti ringrazio, ci sono 2 telefonate, io lo ribadisco, non ho mai avuto, forse l'ho avuto per un anno, forse, la tessera della Lega. Ma mi sono reso conto subito che non ce la faccio a fare il militante, andare in sezione, perché è un lavoro diverso. Lo fa magari chi c'ha a disposizione, d'animo, tempo, eccetera. Io mi sono messo onestamente e devo dire professionalmente, ne sarò sempre grato a questa emittente, alla Lega, alla radio. Mi sono messo a disposizione in questo senso, cioè lavorando, facendo questo tipo di lavoro e cercando di farlo appunto sotto il profilo professionalmente utile, perché ritenevo e ritengo che anche questo sia utile al movimento in complessivo, no? Quindi senza avere la tessera, perché non ce n'è bisogno dal mio punto di vista, sto facendo un altro lavoro, ma ritengo che sia un lavoro utile anche a chi appunto si riconosce come militante, come tesserato nella Lega, oltre a chi invece accende la radio e non è della Lega, ascolta e fa. No, è abbastanza chiaro questo discorso. Intanto abbiamo altre 2 telefonate ancora. Pronto? Ciao Giuseppe da Belluno. Buongiorno Giuseppe. C'è un po' di smarrimento, soprattutto da parte dell'elettorato, quando si parla di libertà di espressione. Sì, l'informazione dovrebbero capire anche quello che ha messaggiato, che è a favore di Radio Radicale. Certo che bisogna permettere a tutti di parlare, giusto? Ma se io guardo la 7, Sky, Fininvest, Radio Radicale, e sono tutte trasmissioni, diciamo, non dico massoniche, ma dico che promuovono ideologia gender, matrimoni gay, invasione, islamizzazione. Capisci che mi connetto con Radio Padania perché ascolto un'altra voce. Se anche su Radio Padania comincio ad ascoltare
Ascolta, ti fermo un attimo. Con Maurizio Bolognetti noi stiamo parlando di libertà di espressione, di soldi pubblici, di Radio Radicale, di articolo 21 della Costituzione, non di matrimoni gay, non di aborto, non di gender, non di niente altro. E ascoltami, aspettami, fammi finire, poi ti do la parola subito dopo. Fammi finire. Su quei temi che dici tu, questa radio, diciamo, credo che abbia una copertura amplissima, giusto? Se ne parla e se ne straparla, quindi non puoi dirmi che non è così. Ci siamo intesi su questo? Perché questo è un fatto di verità, non è un'opinione. Siccome io ascolto anche Radio Radicale, non si può dire che sia imparziale, ma promuove il loro liberalismo. Allora se con i soldi pubblici, cioè anche i miei di destra, loro promuovono un'ideologia di sinistra, a me non sta bene. A me non sta bene, cioè se la radio deve essere pubblica e finanziata da tutti, deve far parlare Silvana De Mari, scusa, come deve far parlare quello di sinistra. Bene. Deve far parlare Mahdi Alam come deve far parlare il musulmano. Guarda, allora, ti dico, possiamo pagare noi cittadini, tutti quanti di destra, centro e sinistra, pagare una radio che fa propaganda per il loro liberismo, per Soros, per le multinazionali. Ascolta, vai sull'archivio di Radio Radicale. Tutti quelli che hai citato ce li troverai dentro. È la risposta più semplice, però dobbiamo passare a un'altra telefonata. E questo ci riporta appunto al tema della libertà di espressione in senso ampio, in senso di articolo 21 della Costituzione. Poi abbiamo una telefonata, poi ci fermiamo un attimo perché abbiamo diversi messaggi di cui dare conto in maniera assolutamente rigorosa. Tutti vengono letti. Pronto? Sì, pronto Giulio. Buongiorno. È dura dopo 25 anni che hai fatto ricerche, inchieste e risposto a qualsiasi domanda. Non lo so io questa gente cosa vuole ancora. Chiedi magari qualcosa anche a Pagani, così magari è lui che benedice queste persone qua. Benissimo, Ciao. ti ringrazio. Bene, allora abbiamo 45 secondi di audiomessaggio, sentiamo. Buongiorno Giulio, sono Pietro. Sono perfettamente d'accordo con il messaggio che ti ha mandato Giusy, al 100%. Anche a me dà quell'impressione lì che ogni tanto se qualcosa non interessa a te tu tagli la telefonata e sei anche un po' sgarbato a volte. A te magari non te ne accorgi. Comunque sulla rassegna stampa sei imbattibile, sei impeccabile, l'ho sempre detto. Sei il migliore. Però sulla notizia non vai perché tu con la gente non riesci a comunicare. Vuoi sempre imporre il tuo discorso, vuoi sempre prevalere te in pratica. Questo è quello che penso io. Volevo fare l'abbonamento, ma adesso ci sto ripensando un po' perché vogliamo Semivarin direttore. Ciao. No, io Semivarin direttore lo farei tranquillamente domani, diciamo, anzi se Semi è di là, chiamamelo un attimo, dai che facciamo questa roba qua in diretta simpatica. Stavo dicendo, Pietro, ti ringrazio per il discorso sulla rassegna stampa. Però devo dire la verità, io non mi ci ritrovo nella tua fotografia, nel fatto che io voglia imporre la mia opinione, il mio punto di vista. Cosa è successo? No, Sammy, c'è un amico Pietro che, allora, giustamente esprimendo alcune critiche nei miei confronti, dice io voglio Semivarin direttore della radio. Ancora? Ma già la seconda volta? È innamorato di me. Adesso ascolta, non lo faccio per... Il pomeriggio gender è oggi pomeriggio, Ah sì? Sì. E allora, se vuole una dichiarazione d'amore mi chiami. No, ma questo era Giuseppe da Bassano che diceva che eccetera eccetera. Però noi ne parliamo ampiamente di questo tema qua, te ne occupi particolarmente tu, no? Di dare voci anche contro le opinioni correnti, diciamo, no? E il pensiero dominante, come si dice. Ecco, però io volevo dirti una cosa, ne approfitto di questo signore che dice Semivarin direttore, per dire una cosa nella quale credo molto, no? Quando qualcuno mi ha anche criticato nei giorni scorsi perché io ho parlato di truppa e qui sembrava che la truppa fosse una definizione negativa, ma nella truppa ci sono anch'io, perché qua più o meno tutti facciamo lo stesso lavoro. Poi no? Stone Trooper mi è sempre piaciuto. No, ma poi sai che cosa? Volevo che anche tu, diciamo, raccontassi agli ascoltatori com'è che funziona il nostro lavoro, perché io... Dico, siamo talmente in pochi in questa radio, no? E abbiamo le fasce della giornata distribuite in maniera tale da cercare di coprirla tutta, ma con una persona sola, senza segreteria di redazione, per cui tu ti fai un paiolo così a cercare gli ospiti, i sindaci. Chiunque. Quando io la mattina mando i messaggi e dico guarda, perché abbiamo una chat su WhatsApp comune con gli altri, e le notizie eventualmente interessanti le giro a voi, no? Che poi siamo in 4.
quattro gatti. Il problema è quello, siamo in pochi e non c'è una segretaria di redazione. No, e poi sai che cosa? Io credo che qua siamo un po' tutti direttori, perché in realtà ognuno nelle sue 2 ore è direttore di se stesso. E questo è fondamentale. Ma questo da sempre. Il mio compito è, correggimi se sbaglio, è quello di dire alla mattina, siccome ho i giornali e le notizie in mano, sono il primo che arriva, di passarvele anche a voi e di cercate di distribuire nel corso della giornata le cose da seguire e da fare. Vero? No? Vero. Poi non credo che sono uno che sta a imporre cose, eccetera. No, perché a me piace discutere, siamo nati tutti insieme qua, quindi è un po' come se fossimo tutti direttori. Succede proprio così, cioè Giulio ci manda la vera e propria fotografia delle pagine di giornale più importanti con l'articolo e ci dice sarebbe da sentire questo, quest'altro, quell'altro ancora, eccetera, e tutto questo materiale viene smaltito. Poi ragazzi, poi voi vi fate un paiolo incredibile, poi voi vi fate un paiolo incredibile, perché poi cerca il numero, chiama quello non risponde, richiami dopo, manda la mail, richiamalo il giorno dopo, magari ti risponde 3 giorni dopo, è un casino. Quindi quello che viene fuori dopo è il frutto di un lavoro pesante che tutti noi più o meno facciamo. Io adesso ad esempio sto cercando tutti gli eletti in Europarlamento, i sindaci eletti, e sai, di qualcuno riusciamo ad avere il numero, di altri bisogna darsi da fare in questo senso, con un po' di pazienza, perché poi gli scrivi un WhatsApp, non ti rispondono perché ne hanno altri 100.000, lo chiami, è giustamente impegnato, ma è il bello comunque del nostro lavoro. Per cui, sai, io credo che siamo tutti un po' direttori responsabili della nostra fascia, no? E al di là della responsabilità penale, che è un argomento sul quale non vorrei esercitarmi mai nella prassi, diciamo, non siamo tutti modo, ma tranquillo, siamo tutti sulla stessa barca. Siamo buoni, Quindi, buoni. no, seguite, l'ho preso come spunto, no? Perché è venuto fuori oggi, in questi giorni, anche una bella discussione franca con gli ascoltatori, no? Io credo che noi, e tu lo sai benissimo perché sei l'uomo comunicazione per eccellenza, noi che siamo qui in realtà non viviamo senza quelli che stanno di là, no? Non siamo niente senza gli ascoltatori, non lo siamo anche dal punto di vista, per cui Pietro, che adesso hai avuto modo di anzi, se vuoi parlare poi manda un messaggio a Semi che è qua con me, tu hai da fare ancora 2 minuti, abbiamo finito. Sì. E allora ci sono messaggi di cui dare conto, porca miseria sono tanti, io non so se ce la facciamo adesso. Allora, credo che tu non debba giustificazione sulla tua linea editoriale, Alberto da Olbia. Prova a invitare in diretta l'ascoltatrice che ti contesta, tu continua così. Allora, questa illustre signora non ha capito nulla di chi sei come giornalista. Ma è quella delle parolacce o un'altra? No, è una signora che mi ha scritto un messaggio al quale che è stato stimolante per me, perché sul serio lo dico. Giusi, dice un vecchio proverbio: non tu curare di loro, ma guarda e passa. No, perché le critiche, ripeto, sono importanti. Scrive un altro ascoltatore, Gianluca da Brescia: se Bolognetti è un tuo amico, lo è anche per me. Buona giornata. Abbiamo un altro audio, 1 minuto e 23. Tema, la trasmissione sulla notizia di ieri, 22 maggio 2019, di Giulio Cainarca, che invito l'ospite a prenderne ascolto soprattutto, è stata stranamente postata in YouTube di Allora questo è troppo lungo e Semi lo conosci bene questo soggetto. Che telefona a tutte le trasmissioni, gli mandiamo tanti bacioni, li vogliamo bene. Allora, complimenti per il suo lavoro, scrive Simone del Friuli, non so di quanti di quelli che ti criticano abbiano ascoltato Radio Radicale, loro dirette dal Parlamento, convegni, raduni anche della Lega, sempre trasmesse senza interruzione con esperti in studio. Questo permette di sentire interamente quello che viene detto e farsi delle idee. Ho 34 anni, cristiano cattolico praticante, alle spalle 6 giornate mondiali della gioventù, i radicali sono la cosa più lontana da me, scrive Simone, ma la libertà di opinione di stampa va difesa, complimenti, continui così. Ho ascoltato la Sardona in TV, mi ha sconvolto per incapacità a parlare, rimango perplesso, in Europa abbiamo bisogno di persone migliori. Altro messaggio: per me va bene che non hai la tessera della Lega, scrive Alessandro, a me penso sia giusto, meglio così perché tu fai il giornalista imparziale, stai dalla parte del buon senso, saluti da Losanna. Non è che la tessera o non la tessera certifichino niente, uno può essere scemo con la tessera o intelligente senza tessera, viceversa e via dicendo. Quindi vogliamo ricerche, inchieste, approfondimenti, capire e avere risposte, cerchiamo di darveli. 43 secondi, vediamo un po'. Buongiorno Giulio. Il fatto è che uno esasperato dalla faziosità estrema che si trova in tutti quanti i media si sintonizza su Radio Padania non per cercare faziosità in senso contrario, ma perlomeno per non trovarsi anche lì quel tipo di faziosità a sinistra. Si cerca un po' idee che appartengono a un certo tipo di elettorato che ancora una volta ha confermato la Lega come primo partito d'Italia, non a caso, ma per certi valori, quindi vuole sentire questi valori. E poi per quanto riguarda Radio Radicale, è una battaglia per i soldi. Continuate a spacciare
per una battaglia di libertà, ma è una battaglia per i soldi, diciamolo chiaro e tondo. Buona giornata. Ripeto, i soldi possono essere ridiscussi, come ha detto Borghi a quelli nella scorsa settimana. Devono essere ridiscussi, però non si può dire muori, perché sennò non discuti più. Col morto non discuti più. È una battaglia per la libertà di Radio Radicale e la nostra di Radio Padania bravo, e Sammy. di qualunque altra radio che voglia fare informazione. Io personalmente vedo i 5 Stelle che ci stanno infilando in una situazione per cui qualunque quotidiano, qualunque radio, qualunque voce non avrà più assolutamente nessuno aiuto. Cioè, poi sono quelli che vanno a finire nelle mani dei padroni, dei Soros. Sono quelli che vanno a finire nelle mani dei Soros. Chi paga devi fare quello che vuole. Appunto. Allora, stavo per fare un abbonamento. Quindi, Pietro, fai l'abbonamento dopo con 8 euro. Perché io e Sammy andiamo 8 euro al mese, una roba da straccioni. Dopo ragazzi. facciamo 8 euro al mese. Che cosa ci fai con 8 euro al mese? Stavo per fare un abbonamento Ruspa, ma con questo direttore Cainarca lo posticipo. Guarda il mio profilo, Carlo Comparotti, Cainarca con la doppia K. Carlo Comparotti in Facebook. Carlo, fai l'abbonamento 8 euro, non sei più la Ruspa, sono 8 euro. Gentile signor Cainarca, la ringrazio perché fa il giornalista come uno si aspetta, non il megafono di qualcuno, equilibrio, pacatezza, ottima musica. Devo metterne di più di musica ultimamente. Dopo 60 anni di Eco di Bergamo capisci la differenza, Juan. Massima stima, scrive un altro ascoltatore, Piero, nei tuoi confronti, Matteo ti sei infilato in un ginepraio, non siamo maturi per comprendere certe cose, ti prego smettila con questa storia di Radio Radicale. Paragonano a Bossi poi che portava queste cose avanti, tutti dicevano no. Allora, abbiamo 1 minuto e 23, non ce la facciamo. Ma che mattinata lagnosa, scrive un altro ascoltatore. Adesso ci pensano gli altri a tirarla su. Cainarca, numero 1 nella rassegna stampa. L'impressione non sappia dialogare con gli ascoltatori, l'ho riscontrata anch'io. Ai, qui devo cominciare a farmi un'autocritica pesante. Desideriamo Sammy Varina alla conduzione di Sulla Notizia. Che ne pensi, Sammy? Lasciatemi stare, cosa altro da fare, ragazzi. Apprezzo Pino dal Portogallo, la sua lealtà e onestà intellettuale. Non è vero che lei vuole scavalcare gli ascoltatori, dà voce a tutti. Penso che chi ascolta RPL voglia più spazio per approfondire i nostri valori, scrive Pino. C'è anche un altro messaggio che non leggo. Non l'hai letto? No, però, questo non lo leggo e non leggerlo, Sammy, perché è una signora bionda. 2 telefonate, poi scusate, ma Radio Radicale, messaggio SMS, non mi è mosso un dito quando Radio Padania era in difficoltà, non mi pare, allora ho pari condizioni, ciao. Speriamo che Bolognetti si abboni con Tessera Ruspa, come si abbonerà sicuramente Maurizio, con 8 euro al mese. Convinca tanti radicali che ci vogliono bene. Grazie per la risposta che hai dato, Enzo da Padova, e condivisione dei tuoi sentimenti che hai manifestato nei confronti della radio e del clima che vi regna. Io lo ripeto, io credo che Sammy lo possa dire tranquillamente. Io come sono qui, sono là, vero? Fuori dall'onda. Non sono diverso come soggetto. E anche Sammy è così, devo dire la verità. Quindi la persona che è qui è fuori. Nel bene o nel male siamo fatti così. Nel bene o nel male, esatto. Giorgia Meloni ha idee più in linea con i valori cattolici di voi. Quanto a lei, Cainarca, si sta dimostrando una delusione totale. Rixi, così come rappresentante del PD che si fece rimborsare la Nutella, si dice abbiano interpretato male una legge. Anche chi ha aperto negozi in cui vengono venduti prodotti con la cannabis ha interpretato male la legge, verranno condannati anche questi alla galera. Cainarca, non è vero, vogliamo parlare con te, Brunella. Che lunga la mattinata, 2 telefonate per chiudere. Scaldare, scusa. 2 telefonate. Hai anticipato l'estate che sta arrivando. Allora, 2 chiamate, pronto? Pronto, buongiorno. Chi è? Pronto? Sì, mi sente? Sì, buongiorno. Direttore, sono Angelo da Brugherio. Buongiorno Angelo. Ma io dico, bisogna aprirsi, ragazzi, aprite le finestre che è primavera, per l'amor di Dio, non lo so io. Bisogna dialogare con tutti, bisogna sentire 1000 voci, 1 milione di voci. Ma che problemi ci sono? Una volta davano del trinariciuto a qualcuno, ma mi sa che anche da noi ce ne sono tanti, ma per l'amor di Dio, lei deve, non so, dialogare con chiunque e con chi vuole. Lei è il direttore, fa quello che vuole. È inutile che continuino a menare il torrone. Perché io dico, voglio sentire tutta la gente che, non so, intervisti chiunque, direttori, non direttori, sindaci, ma anche, non so, giornalisti stranieri. Noi dobbiamo aprirsi al mondo, ma per l'amor di Dio, siamo nel 3° millennio, tanta la Madonna. Angelo, sottoscrivo. Grazie direttore, buona giornata. Buona giornata a te Angelo, l'ultima telefonata, pronto? Giulio, buongiorno. Buongiorno. Milano, ti rispetto perché fa un buon lavoro il giornalista. Punto 2, non mi sta bene che Radio Radicale costi ai contribuenti, cioè noi, cioè potremmo aiutare tante aziende, tante persone con quei soldi. Parliamo di decine e decine di miliardi
Punto 2, finisco. Il fatto che adesso il Vaticano, il clero voglia incontrare Salvini, cioè adesso io lo collego a questo, nel senso, tu sai meglio di me che Radio Radicale e il giornale Avvenire sono quelli che hanno drenato milioni di euro ai cittadini italiani. Non vorrei che, avendo bloccato i fondi dell'editoria, adesso vogliono, come dire, accarezzare Matteo per far sbloccare questo inganno. Cioè, ragazzi, va bene l'informazione, ma non deve costare a nessuno, o no? Ciao. Bene, ripeto, qui apriamo un grosso dibattito. Io sono convinto che col principio del non costare a nessuno e del taglia a zero si favoriscono gli interessi più forti, non quelli più deboli. E comunque non è questione di debolezza di idee, è questione di debolezza di strutture, di mezzi, di soldi, di fondi. Quindi e le idee devono poter circolare anche se non sei Soros, se non sei Berlusconi, se non sei la Rai. No? Questo aggiungo un altro mio parere, in questo caso personale, dovrebbe valere anche per i partiti. Certo. Avere tolto completamente il rimborso ai partiti significa che fa politica soltanto chi ha soldi o chi prende le tangenti. Guarda, Sammy, sarà poco popolare, ma io sono d'accordissimo e lo sostengo da sempre, che preferisco un finanziamento pubblico trasparente e in grado di soddisfare tutti che non il moralismo finto del niente a nessuno. Prima ce n'erano troppi di soldi che giravano, così come a Radio Radicale secondo me ne sono girati troppi. Cerchiamo di trovare una via di mezzo. Quello è un altro discorso. Infatti, grazie Sammy, ti ho rubato un po' di tempo. È un piacere. Chi è che c'hai dopo? È pomeriggio gender, oggi parliamo di educazione civica nelle scuole, viene in studio un avvocato che porta avanti da anni queste situazioni, e poi chiaramente parleremo di tutto ciò che è gender, e domani c'è un bellissimo Pride in provincia di Modena e pare che anche la Chiesa sia d'accordo da tutte le parti, la Chiesa lo difende, insomma sai, quelle cosette carine. Vogliono fare un Pride anche a Disneyland Paris e quindi magari c'è qualcuno che non è d'accordo, e se avete un figlio o un nipote dalle 14 sono in diretta. Bene, adesso invece c'è Antonio Verna con tanti ospiti. Vieni un attimo Antonio. Chi abbiamo oggi? Allora, ora abbiamo il filo diretto in onda libera. Dovremmo avere il ministro Centinaio e Lorenzo Viviani, deputato della Lega. Bene, allora è molto interessante la mattinata. Buon lavoro, a tra poco con Antonio Verna in onda libera. Avete ascoltato Sulla Notizia.